Champagne per brindare a un incontro, champagne per finire in manette. La vita a volte non ha nulla di romantico e anche il vino più blasonato può diventare bottino del furto più scontato. In questo caso sullo champagne c'è scivolata una coppia di italiani, lui trevigiano di San Fior, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine, lei esolana, disoccupata. Insieme sabato sera sono entrati in azione nel supermercato Tosano di Montecchio Maggiore per tentare di rubare 12 bottiglie di champagne infilate in alcuni borsoni di pelle. Passati dalla cassa per pagare una Coca-Cola, i due sono stati fermati dai vigilantes, insospettiti dal piccolo acquisto e dalle grandi borse che si portavano dietro. Borse aperte dai carabinieri, allertati dall'ipermercato, che hanno trovato le 12 bottiglie per un valore che sfiora i 600 euro. È finita qui? Neanche per sogno. No, perché il giorno prima, dagli stessi scaffali, erano state portate via altre 11 bottiglie di champagne e le telecamere di sicurezza avrebbero filmato la stessa coppia in azione con la stessa tecnica. Borse di pelle per nascondere le bottiglie, placche antitaccheggio eliminate con un tagliaunghie e via. La prima volta gli era andata bene, la seconda, seguendo l'identico copione, è andata male. I due sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. Insomma, non sempre il vino dei re porta bene. Di solito si serve fresco, questa volta al fresco c'è finita la coppia champagne.